È tutto pronto per la sesta corsa, il centrale di giornata, un bel confronto per cavalli anziani di categoria C e D. 7 dietro le ali della macchina, prova in cui è un match tra Valzer di Poggio ed Attic DL, sono loro i due più attesi, due soggetti classici. Si va in partenza con il numero 1 corto maltese Antonio Greppi, 2 Valzer di Poggio Antonio Di Nardo, 3 Compilation Maurizio Cheli, 4 Attic DL Manuel Pistone, 5 Beverly Trio Marco Stefani, 6 Zeno del Ronco Francesco Facci, 7 Anastasia Dei Rum Roberto Ruvolo. Macchina raccoglie i concorrenti lungo la curva di sinistra, prende velocità e si parte con la velocità di Valzer di Poggio che contiene Attic DL e si installa al comando. Poi Corto Maltese, Attic che rimane di fuori, precedendo sempre Beverly Trio, quindi Compilation, Anastasia Dei Rum, Zeno del Ronco. Si completano i primi 200 metri di Valzer di Poggio in 14,4. Corto Maltese in seconda posizione, Attic DL di fuori, Beverly Trio in seconda pariglia, mentre avanza scoperto Zeno del Ronco che punta in avanti dopo 400 metri di corsa in 29,2. Zeno del Ronco che arriva allo scoperto accanto a Corto Maltese, il quale segue a una lunghezza e mezza il battistrada Valzer di Poggio, che ha chiuso il primo quarto in 29,2, 44,3 per i primi 600 metri di corsa. Valzer di Poggio all'avanguardia su Corto Maltese, Compilation di fuori, Zeno del Ronco punta in mezzo alla pista Anastasia Dei Rum che trova l'anticipo da parte di Attic DL dopo 800 in 58,9. Valzer di Poggio che continua a guidare su Corto Maltese, allo steccato sempre Compilation, al largo Zeno del Ronco con in mezzo alla pista Attic DL il primo chilometro in 1,13,9. Valzer di Poggio che prosegue così netto in avanti, Attic DL che prova ad ingambarsi all'esterno, allo steccato è sempre Corto Maltese quando siamo a 400 metri dalla conclusione, la retta di là in 14,4, Valzer di Poggio è in vantaggio, Attic DL scavalca Zeno del Ronco, alla corda sempre Corto Maltese. All'apice della piegata conclusiva si mantiene in vantaggio Valzer di Poggio che cerca la fuga da Attic DL, Corto Maltese lungo lo steccato, poi gli altri, la retta con Valzer di Poggio che è in vantaggio, lo attacca con decisione Attic DL che passa a condurre, Attic che è passato nei confronti dei rivali, Attic DL che nel finale stacca e vince facile, al secondo Zeno del Ronco, al terzo Corto Maltese. 29,5 ad arrivare, 1,13,3 il ragguaglio cronometrico. Bel successo di Attic DL che ritorna alla vittoria con percorso esterno, Manuel Pistone per il training di Giuseppe Pistone, i colori della scuderia Usque, la vittoria del figlio di Luc De Star che ritorna al successo veramente in bello stile, domina un Valzer di Poggio sotto le attese, al secondo posto è Zeno del Ronco, al terzo finisce Corto Maltese.